Radio Magica presenta Il sogno di Camozio. Una storia di Maria Elena Porzio ispirata a una leggenda sulla fondazione della città di Palmanova. Era una sera del 1591 e nel borgo di Ronchis un vecchio senza tetto di nome Camozio dormiva sotto il porticato di una locanda. Nessuno conosceva la sua storia né si curava di lui. Qualcuno diceva fosse stato un soldato caduto in disgrazia. Quella notte accadde qualcosa di straordinario. Camozio sognò la costruzione di una città che ancora non esisteva. Era una città fortezza dalle mura perfette, a forma di stella. Il mattino seguente l'uomo si svegliò col cuore in agitazione. Sentiva che quel sogno aveva un significato. È stato un sogno premonitore, pensò, e così entrò nella locanda e iniziò a raccontarlo a tutti. Ascoltatemi, ho sognato che si costruiva qui vicino una fortezza bella e perfetta. Ne abbiamo proprio bisogno, capite? Vicina al confine e ben attrezzata. Ci difenderebbe dagli austriaci. E anche dai turchi, aggiunse l'oste servendogli del vino. Hai bevuto troppo, vecchio mio, scherzò un mercante. Una città perfetta come una stella. Troppo bello per essere vero, ridevano alcuni giovani apprendisti. Nessuno gli dava retta. Il povero Camozio pensò che solo un veneziano avrebbe potuto capire l'importanza del suo sogno, ma nonostante tutto continuò a raccontarlo a chiunque entrasse. Verso sera accadde che il nobile Marcantonio Barbaro, uomo importante e fedele alla Repubblica di Venezia, decise di fare una sosta nella locanda. Entrò, si sedette in un angolo e, sorseggiando un bicchiere di vino, ascoltò le parole di Camozio senza interrompere. Solo ogni tanto annuiva con un movimento della testa, come a dire: «È vero, questo vecchio ha ragione». Marcantonio aveva intuito il valore di quel sogno. Con i confini minacciati dagli Asburgo e le incursioni dei turchi sempre più frequenti, una città fortificata vicina al confine sarebbe stata la chiave per la sicurezza della popolazione. E così, tornato a Venezia, parlò con ingegneri, cartografi e membri del Senato e propose la realizzazione del progetto. Tutti pensarono che era un'ottima idea. Due anni più tardi, nel 1593, tutto era pronto per iniziare i lavori di costruzione di Palmanova. Ma non si poteva cominciare in un giorno qualunque, ci voleva una cerimonia importante che celebrasse la nascita della città. E Marcantonio scelse una data che aveva un grande valore simbolico, il 7 ottobre. «Signori», disse, conficcando una croce nel terreno in mezzo alla pianura friulana, «il 7 ottobre del 1571 le truppe veneziane sconfissero i turchi nella battaglia di Lepanto e il cristianesimo fu salvo. Quella data ci portò fortuna allora e ci porterà fortuna anche oggi.
dove io pianto questo simbolo cristiano, sorgerà Palma. Il pubblico presente applaudì entusiasta. Marcantonio continuò: sarà una fortezza con bastioni imponenti e mura inattaccabili, ma sarà anche un luogo in cui soldati, mercanti, artigiani e contadini potranno vivere in armonia. Oh, quasi dimenticavo. Avrà la forma di una stella. Terminata la cerimonia, il nobile veneziano si recò a Ronchis e andò subito alla locanda per dare al mendicante la bella notizia. «Mi spiace, il vecchio Camozio è morto un mese fa», disse l'oste sollevando le braccia. «Dopotutto aveva 70 anni, una veneranda età». «Peccato», disse Marcantonio dispiaciuto. «Quel pover'uomo non saprà mai che il suo sogno ha ispirato uno dei più grandi progetti difensivi di Venezia». «E invece lo so», bisbigliò qualcuno sopra la sua testa. «E nessuno meglio di me può vederne la bellezza. Da quassù Palma è proprio uno spettacolo». Chi aveva parlato? Niente poco di meno che lo spirito di Camozio, il quale, comodamente seduto su una nuvoletta, aveva ascoltato la conversazione. Marcantonio sollevò gli occhi al cielo. Gli pareva di aver sentito una voce, una specie di sussurro, ma sopra di lui non c'era nulla, tranne uno splendido cielo azzurro, qualche gabbiano e una piccola nuvola bianca che un attimo dopo svanì.